Buongiorno a tutti, questo è il terzo e ultimo video di questa miniserie dedicata alla difesa Philidor. Nel caso non aveste ancora preso visione dei due video precedenti, vi raccomando caldamente di andare a darci un'occhiata perché ci sono delle partite veramente interessanti. E ok, per chi ancora non mi conoscesse, io sono il candidato maestro FIDE Luca Ballotti e quest'oggi andremo a chiudere insieme questo ciclo di video lezioni sulla difesa Philidor, davvero con il botto. Andremo infatti a vedere una partita tra Magnus Carlsen, quindi il campione del mondo, e Mamediaro, un fortissimo GM che per chi non sapesse chi fosse mantiene le prime posizioni al mondo da davvero tantissimi anni e tiene i suoi 2700 elo abbondanti, quindi davvero uno scontro tra titani. Prima ancora di analizzare questa partita però ci tenevo a dirvi che in descrizione vi ho messo il link del videocorso che ho appena creato in collaborazione con Matto Scacco. Il videocorso si chiama Come vincere con la difesa Philidor e racchiude tutta la mia esperienza con questa apertura. È una difesa che mi ha davvero permesso di fare il salto di qualità o comunque mi ha accompagnato nel mio percorso scacchistico fin da quando ero bambino e avevo un punteggio di 1600 fino al mio attuale punteggio, quindi sono riuscito ad arrivare fino ai 2200 punti ero grazie a questa difesa che sicuramente mi ha dato molto, mi ha aiutato anche dal punto di vista strategico e posso dirvi che è una difesa dove solo i giocatori veramente molto forti sanno esattamente cosa fare, come mettere i pezzi, eccetera, perché quando giochi con giocatori dai 2200 e lì in giù, molti di essi non sanno esattamente cosa fare, questo vi permette di ottenere un vantaggio sia pratico che psicologico fin dalle prime mosse. Quindi ci tenevo a dirvi questo, adesso iniziamo immediatamente con la partita. Carlsen gioca e 4 e Mamediaro risponde con E5, quindi fino a qua, con la cattura in D4, stiamo seguendo la partita tra Carlsen e Dubov del primo video. Qui Carlsen gioca ancora la variante con G3 e Mamediarov, che è un giocatore molto aggressivo, qua gioca l'interessante D5, quindi va direttamente al sodo. E5, cavallo G4, alfiere G2. Un'altra cosa bella della difesa Philidor è che vi permette di giocare sia posizioni più dinamiche, magari più taglienti, sia posizioni più posizionali, come ha fatto per esempio Ding Liren nel secondo video di questa miniserie. Ok, dopo arrocco corto, l'obiettivo del nero è quello di andare a sfruttare il proprio vantaggio di sviluppo. Al momento il re bianco è ancora in E1 e dovrà presto arroccarsi. Cavallo per D5, alfiere C5 con l'idea di spingere il pedone in C6 e poi andare a mangiare il cavallo in D4. Di conseguenza Carlsen, che non è uno sprovveduto, ovviamente gioca C3 ed evita ciò. E dopo C6 il cavallo torna indietro. Il nero va a rimangiare il pedone in E5 e dopo arrocco corto, analizzando un attimo la situazione, notiamo che i pedoni E e D sono spariti sia per il bianco che per il nero, quindi si ha un centro simmetrico. È anche vero però che i pezzi del nero sono molto attivi, hanno molta aria, quindi possono coordinarsi davvero bene insieme. Il nero gioca torre 8, D4, quindi qua il bianco Carlsen sta provando ad espandersi sul lato di donna e vuole cacciare l'alfiere in B6, ma Mamediarov ovviamente non glielo permette, gioca A5 per controbattere. Alfiere B2, cavallo A6, ora il nero inizia a fare pressione sulla struttura pedonale sul lato di donna del bianco, che sbaglia e gioca B per A5. Carlsen qua avrebbe dovuto giocare B5, che era un attimino più precisa, anche se la casa in C5 sarebbe comunque rimasta debole e quindi accessibile per il cavallo del nero. Carlsen gioca B per A5, dopo alfiere per A5 notiamo la struttura pedonale. Adesso il nero ha ottenuto una struttura pedonale migliore, perché i pedoni del bianco sono staccati tra di loro e oltretutto l'alfiere in B2 è ostruito dal pedone in C3, mentre i pezzi del nero in questo momento hanno davvero tutte le caselle deboli del bianco a disposizione. Donna C2, donna F6, la posizione va ancora un po' avanti, il nero sviluppa i propri pezzi, qua propone un cambio di donne per entrare in un medio gioco finale dove le case deboli del bianco e comunque la sua struttura pedonale peggiore consentirebbe al nero sicuramente di ottenere un vantaggio. Qua Carlsen gioca alfiere 4, ma adesso il nero giocando donna H5 inizia ad avvicinare i propri pezzi verso il re bianco. A questo punto C4, quindi Carlsen deve liberare assolutamente il suo alfiere in B2. Cavallo C5, notiamo quanto sono belli questi pezzi del nero, in posizioni davvero ottime e soprattutto dove attaccano caselle importanti, come la casella in D3, la casella in E4, con anche la torre, il pedone in A4, magari con la torre in A8 in futuro.
Alfiere G2, qua Mamediarov gioca alfiere H3, era più precisa cavallo G4 ed è anche molto interessante e simpatico il motivo. Dopo cavallo per G4, alfiere per G4, la torre deve spostarsi ed è bellissimo come questi alfieri qua dominano il centro della scacchiera. Dopo torre di 8 il bianco è quasi in zugzwang, ovvero non ha praticamente nessuna mossa buona e qualsiasi mossa faccia indebolisce la propria posizione, proprio perché questi due alfieri qua del nero sono davvero devastanti. A questo punto il bianco potrebbe giocare cavallo B3, però alfiere F5 fortissima, attacca la donna e la donna non ha caselle per andare a difendere il cavallo in B3, quindi la mossa successiva andrebbe a cadere il cavallo in B3. Mamediarov gioca però alfiere H3 che comunque va bene, cavallo G4 era semplicemente più precisa. Dopo F4 alfiere per G2 di Mamediarov, ancora una volta cavallo G4 era un po' più precisa perché dopo cavallo per G4, alfiere per G4, alfiere F3, alfiere B4 è molto forte, adesso il pedone in A4 praticamente andrà a cadere inesorabilmente e tutti i pezzi del nero sono davvero coordinatissimi tra di loro. Però va bene, Mamediarov gioca alfiere per G2 e dopo re per G2, cavallo G4, la minaccia di donna per H2, il bianco cambia i cavalli. Ok, dopo H3 il nero scappa con la donna, il bianco sta andando adesso a fare pressione sul punto in G7 con il proprio alfiere e il proprio cavallo e qui inizia ad esserci un po' di confusione nella posizione. Mamediarov gioca cavallo E4, H5 era meglio per andare a sfondare direttamente l'arrocco del bianco, ma anche cavallo E4 è giocabile. E dopo G4, H5, quindi è una posizione molto complessa perché il bianco ha il suo controgioco sul pedone in G7, ma allo stesso tempo il suo re è davvero molto esposto e può essere raggiunto da una torre in qualsiasi momento, e inoltre questa struttura di pedoni qua è davvero appesa a un filo. Quindi dopo cavallo per G7 la partita va H per G, il bianco deve assolutamente tenere la colonna G chiusa, altrimenti la donna farebbe irruzione e la partita finirebbe. E dopo che il bianco mangia la qualità gioca H4 appunto tenendo la colonna G chiusa. Qui donna H6 che va a pressurizzare i punti nevralgici del bianco, quindi i suoi punti più deboli. Dopo donna D3, donna per H4, qua Carlsen fa un errore, gioca alfiere 5 e dopo alfiere 5 c'è la fortissima alfiere B6 e il punto è che il cavallo non può essere catturato per via di donna H3 che sarebbe matto, proprio perché l'alfiere in B6 va a togliere le uniche case che avrebbe avuto il re bianco. Quindi questa alfiere B6 fortissima di Mamediarov e dopo C5, alfiere per C5, torre di E1. Qua Mamediarov aveva il colpo vincente che sarebbe stato torre di 8 e il punto è che adesso l'entrata di torre in seconda sarebbe decisiva. Qua la variante critica alfiere F6, però dopo questo cambio di donne, dopo torre di 2, re H1, quello che probabilmente è sfuggito a Mamediarov è che dopo G3 Carlsen non avrebbe avuto più scampo, proprio perché questo matto qua in coordinazione con l'alfiere sarebbe imparabile, l'unico modo sarebbe dare l'alfiere, ma dopo cavallo per G3 abbiamo uno scacco matto bellissimo, perché la torre rimuove queste case mentre l'alfiere queste, e il cavallo ovviamente attacca il re. Mamediarov però non ha visto questo colpo tattico, la posizione è comunque molto complicata e scusate, torniamo al punto giusto, quindi dopo C5 alfiere per C5. Ok, qua Mamediarov gioca F5, quindi non vede torre di 8. Carlsen dà la qualità, però dopo donna H3, il cambio delle donne, si arriva a una posizione dove l'unico che può provare a vincere è senz'altro il nero, che si ritrova con un pedone in più. Non è facile, però con un po' di tecnica Mamediarov riesce a portare a casa questa partita. Qua Carlsen gioca re di 3 e piano piano il re del nero avanza, lasciando sempre meno possibilità al bianco che tra un po' di mosse è costretto ad abbandonare. Qua Carlsen va a perdere l'alfiere in D4 e di conseguenza la partita finisce. Quindi vi ricordo il link in descrizione, mi raccomando, penso sia un'apertura che possa darvi molte soddisfazioni. Io ci ho messo un sacco di impegno, nel videocorso ci sono
più di 9 ore dove analizzo le mie partite che ho giocato in prima persona, gli errori più comuni del bianco, come sfruttarli, tutti i vari piani, i piani giusti del bianco, quelli sbagliati, eccetera. Quindi mi raccomando, fate la vostra mossa.